Benvenuti a comproincampo.it. Sono Simone Barban, titolare assieme alla mia famiglia dell'agriturismo Dal Moro. Oggi nella mia cucina prepareremo un piatto tipico con i prodotti della nostra azienda. È un'insalatina di radicchio con culatello ai dolci sapori. Per questa ricetta gli ingredienti sono radicchio di Castelfranco, le pere, il culatello fatto dalla nostra azienda e poi il tutto verrà bagnato con olio extravergine d'oliva e aceto balsamico e un tocco di rosmarino. Cominciamo! La prima cosa da fare è tagliare il nostro radicchio precedentemente lavato a julienne. Questo radicchio ci servirà per fare il nostro letto e poi adagiarvi sopra le varie fettine di culatello. Andremo a comporre il letto sul nostro piatto. Andiamo ad affettare il nostro culatello. Adesso andiamo a pelare e tagliare la pera. Per questo piatto va benissimo una pera tipo William o, come in questo caso, un abate. Andiamo a tagliare la pera a metà, tagliamo in quarti, eliminiamo la parte centrale che ha i semi e andiamo a formare dei piccoli bastoncini o fiammiferi. La pera, essendo dolce, va bene in abbinamento con il salato del culatello, per cui abbiamo un piatto equilibrato, fresco, che va bene in qualsiasi stagione. Una volta preparato tutti gli ingredienti, andiamo così a comporre il piatto. Sul nostro letto di radicchio andiamo ad adagiarvi le fettine di culatello precedentemente tagliate, i nostri bastoncini di pera, un tocco di rosmarino, qualche fogliolina, un pizzico ma leggero di sale, un pizzico di pepe e andiamo a terminare con un goccio di olio extravergine e alcune gocce di aceto balsamico. E il nostro antipasto è pronto.